Tra le altre novità si parla di uno sblocco del patto di stabilità, si parla addirittura di 1.200.000.000 di euro. Altro argomento che sembra raggiunto: il governo si è impegnato a un decreto legge entro un mese, quindi sostanzialmente entro il mese di luglio. I vecchi debiti dei comuni sarà possibile pagarli, cioè i sindaci saranno messi nella condizione, con la loro tesoreria, quindi senza nessun problema a carico dello Stato, potranno pagare i loro fornitori. Questo ci sembra non solo un problema, come dire, di fondi, però sono invece problematiche dirette delle aziende che, indebitate, non riescono, come dire, a vedere assolti i loro crediti nei confronti dei comuni. Peraltro faccia pulita nei confronti dei sindaci che, una volta che hanno ordinato dei lavori o dei servizi, pagano i loro fornitori, come è giusto che sia.